Ma nei comuni sopra i 15.000 perché il sindaco fa 2 mandati? Perché in regione ne hai fatti 3 e ne vuoi fare un altro? È giusto cambiare, magari con Mario Conte, con altri assessori. Queste sono le cose che si devono discutere a Roma. Altro che concedere al presidente del Veneto Luca Zaia la possibilità di ricandidarsi. Ospite di Ferdinando Avarino al Ring, l'ex europarlamentare Gian Antonio D'Arè, che si professa leghista pur essendo stato espulso dal partito, dice stop al tanto discusso terzo mandato che torna periodicamente d'attualità e lo fa senza mezzi termini. Dopo 15 anni di gestione della regione è giusto cambiare, magari con Mario Conte, ma l'epoca di Zaia è finita. Deve finire. La stessa cosa per gli assessori, se no lo facciamo illimitato e uno ci va come Tutankhamon e sta là finché decede. Non è che noi siamo attaccati alla sedia per forza, siamo con le unghie che dobbiamo rimanere qui a vita. Ecco, io sono d'accordo che si voglia un ricambio, però d'accordo che questo ricambio sia fatto dal popolo, cioè da dare la possibilità a tutti, al di là degli assessori, dei consiglieri, ma a tutti quanti, cioè se dobbiamo andare a casa, se qualcuno deve essere come i sindaci, deve essere mandato a casa dal popolo. Terzo mandato battaglia trasversale dei governatori che vanno verso la scadenza del loro incarico. Per Pietrangelo Pettenò di Sinistra Veneta anche in Lega c'è chi non vorrebbe che Zaia si ripresentasse. Ha un problema in casa, cioè credo che sia Salvini il suo vero problema, non tanto la Meloni o Fratelli d'Italia, perché credo che Salvini non abbia nessuna voglia e piacere di far continuare Zaia in Veneto e lasciare la Lombardia a Fratelli d'Italia. Io penso che il terzo mandato non arriverà e penso che probabilmente l'opzione che io leggo in modo diverso di potrebbe candidarsi a sindaco su Venezia è una cosa alla quale secondo me Zaia ci può pensare.